Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo di nuovo in diretta per darvi conto dell'ennesima domenica di emergenza sul fronte coronavirus. Cominciamo come sempre dai dati di Regione Veneto e Azienda Zero. Siamo a 243 casi in più rispetto al precedente bollettino. Come sapete, da 2 giorni a questa parte c'è un solo bollettino quotidiano della Regione del Veneto, non più 2 come fino a giovedì venerdì, quindi siamo a 243 casi in più rispetto a ieri, quindi registrati nelle ultime 24 ore. I soggetti attualmente positivi sono quindi 10.210. Sono stati registrati 18 decessi negli ospedali del Veneto, lo vedete anche dalla tabella, 4 all'ospedale di Sant'Orso nel Vicentino, 2 in azienda ospedaliera Padova, 2 a Legnago, 2 a Negrar, 2 all'ospedale San Bortolo di Vicenza, 1 al Borgo Roma di Verona, 1 a Mirano, 1 a Dolo, 1 a Cittadella, un altro a Noventa Vicentina, 1 ancora a Villafranca, per un totale di 18 decessi. Dall'altro lato continuano a diminuire, questo è il dato più importante per certi versi perché dà il segno del trend, i posti letto occupati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto. Siamo a 184, sono calati di 6 posti in un giorno, in 24 ore. Sono in netto calo anche i pazienti in area non critica, sono in tutto 1264, quindi come ribadito anche oggi dal governatore Zaia, che poi sentiremo, il trend è di deciso rallentamento. Certo, restano ancora tanti tamponi positivi proprio perché si stanno processando tanti tamponi nei laboratori degli ospedali del Veneto. E oggi pomeriggio ci concentreremo soprattutto sul concetto di ripartenza. Ne ha parlato molto il governatore Zaia nel punto stampa di oggi, ma ne stanno parlando un po' tutti a livello governativo, le categorie economiche che premono per ripartire quanto prima nella massima sicurezza, ma ripartire in modo da allinearsi anche con gli altri paesi europei. C'è un preciso appello soprattutto per quanto concerne il turismo. Fra pochi minuti ci collegheremo tra l'altro con l'assessore regionale al turismo Caner. Nel pomeriggio poi contatteremo anche altri rappresentanti di categorie, professionisti per parlare del turismo a 360 gradi da vari punti di vista. Cominciamo però da quella che è la perla del turismo veneto e mondiale, dal centro, dal cuore del comparto in Veneto e non solo. Vedo collegato Filippo Fois che si trova proprio in piazza San Marco con Paola Barbato. Filippo, mi senti? Buonasera. Filippo? Filippo, buonasera. Ci sono evidentemente alcuni problemi di collegamento, vediamo. Come vedete lo scenario è quello noto, ben noto, di piazza San Marco. Sento delle voci, Filippo? Niente, non ancora, non abbiamo Filippo Fois. Vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento in pochi secondi. Chiedo alla regia di farmi un cenno nell'eventualità. Niente, andiamo avanti allora. Parlavamo di ripartenza. Di ripartenza ha parlato oggi diffusamente il presidente della Regione del Veneto Zaia nel consueto punto stampa. Partirei proprio dalle parole di Zaia. Buongiorno, grazie a tutti, buona domenica, un saluto a tutti coloro che sono collegati in diretta, anche buon pranzo, mi immagino che qualcuno stia anche mangiando, pranzando, quindi direi di iniziare subito. Vi ricordo che da ieri facciamo un bollettino al giorno, quindi diamo la comunicazione una volta al giorno per un fatto di economia e anche di organizzazione del lavoro.
però continuano a dare i bollettini. I tamponi effettuati sono 256.286. Le persone in isolamento, come vedete, stanno scendendo, siamo a 11.913. I positivi, il numero di positivi sono 15, accertati fino ad ora 15.935, e continuo a ripetere che il numero di positivi è un dato abbastanza aleatorio, perché dipende dal fatto dipende dai tamponi che si sono fatti, quindi se una comunità ha deciso di fare tamponi oppure no. I ricoverati sono 1.448, continuano a scendere, sono 23 in meno rispetto a ieri, rispetto all'ultimo bollettino di ieri a mezzogiorno, 1.448. Le terapie intensive continuano a scendere, siamo a 184, ieri erano 190 se ricordate. Peraltro c'è un altro dato interessante, che è il secondo giorno oggi nel quale le terapie intensive non coronavirus superano il coronavirus, quindi è da 2 giorni che c'è anche questa inversione. Sono 197 oggi le persone in terapia intensiva che non sono coronavirus. I dimessi sono 2089. I morti sono 918, sono esattamente 18 più di ieri, e se andiamo a vedere la mortalità totale, compreso tutto anche il calcolo della mortalità extraospedaliera, cioè fuori dagli ospedali, in totale i morti da coronavirus in Veneto ad oggi sono, a quest'ora, anzi a un'ora fa, sono 1087. I nati sono 68. Allora, 2 brevi considerazioni. Le considerazioni sono presto dette, nel senso che questa mattina abbiamo fatto, anche questa mattina, una lunga videoconferenza e poi anche una riunione con i direttori generali. Poi l'assessore Lanzarin vi darà magari qualche aggiornamento sulle case di riposo ancora. Allora, noi abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità, si sono fatti i test in tutto il mondo delle case di riposo. Vi ricordo, non vorrei mai che fosse sfuggito questo dato, che questo vale quasi 120.000 persone, 60.000 più o meno case di riposo, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori diretti e indiretti, e altri 54-55.000, ma si può dire anche 60.000 che sono a corredo, quindi 110-120.000 persone testate. I direttori generali hanno ovviamente diciamo, il piano di sanità pubblica, ecco, questo è il termine esatto, prevede che si vadano a testare e seguire le case di riposo, il piano di sanità pubblica che abbiamo adottato vista l'emergenza, e proprio per questo fondamentalmente tutti i giorni si entreranno nelle case di riposo a continuare a far test, e quindi con un'azione di mantenimento, visto considerato che il primo giro totale si è fatto, in maniera tale che il nostro obiettivo sia quello che alla volta di 10-11 giorni si rifaccia sempre il giro, ogni 10-11 giorni, facendo circa un 8-10% di test al giorno in tutte le case di riposo, ogni 10 giorni si è rifatto il refresh per tutti gli ospiti. Questo ci dà motivo di pensare di poter stabilizzare ovviamente tutta questa partita. Domani l'assessore Lanzarin vi darà dei dati importanti che sta elaborando rispetto alle case di riposo, vi darà dei dati per fasce di positività, e quindi vedremo quante case di riposo hanno contagi zero, e ce ne sono. Per dire, stamattina mi è arrivato un messaggio dalla sindaca di Arzignano, e mi ha detto: noi posso dirti ufficialmente che i contagi da noi sono zero. Ma così vi ho citato 2 case di riposo di Fara di Soligo e altre Monastiere, altre Follina e molte altre case, il che vuol dire che poi il tema gestionale ha pesato moltissimo
su questo fronte. Detto questo, è giusto che siano presentati tutti i dati, visto e considerato che abbiamo 300 case di riposo. Per quanto riguarda il futuro, voi sapete che ieri noi abbiamo avuto una videoconferenza con i colleghi presidenti alle 16 e poi si è riunita la cabina di regia alle, penso fossero alle 18, se non ricordo male, con Conte, per il tema della ripartenza. Noi come Presidenti di Regione abbiamo riportato in un documento delle richieste chiare, che sono quelle ovviamente del non essere ufficio complicazioni e affari semplici, che la ripartenza, io ho fatto un intervento ieri ricordando che risulta fondamentale pensare che già diciamo, ottimamente riusciamo a dare una risposta con il dispositivo, cioè la mascherina è una condizione sine qua non. Quando, facevo l'esempio anche ai colleghi presidenti, quando vediamo che in 10.000, quasi 10.000 medici della sanità, degli ospedali, si sono infettati per l'1,3% e stiamo parlando di un campione non rappresentativo perché non è un campione di popolazione normale, che fa una vita normale, ma è un campione non rappresentativo statisticamente perché è più esposto al rischio, fa l'1,3% con distanza sociale zero, nel senso che il paziente viene manipolato, quindi non c'è la distanza prevista, non c'è il rispetto del droplet o quant'altro, quindi si capisce che la riapertura parte dalle mascherine, punto. Parte dalla mascherina una serie di provvedimenti che noi abbiamo scritto nel nostro piano che sono assolutamente affrontabili da qualsiasi impresa. Ci sono molte imprese che si iscrivono ad essere, diciamo, delle imprese sperimentali, il che non vuol dire che apriranno domani mattina perché sono nel protocollo sperimentale. Sono aziende che già sono aperte per i codici Ateco e chiedono di poter anche essere oggetto di sperimentazione. Questo è fondamentale e quindi ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione. Dicevo, noi abbiamo chiesto quindi che non ci sia questa visione di ufficio complicazioni e affari semplici, cioè nel senso che l'interesse è quello di lasciar vivere i cittadini e che facciano sicuramente in sicurezza, ma che siano misure assolutamente applicabili. Dall'altro che ci siano delle linee guida a livello nazionale, sappiamo che il Comitato Scientifico sta elaborando una serie di prescrizioni, di indicazioni, io le chiamerei linee guida perché poi ogni regione va da sé e riuscirà poi a calare queste linee guida con dei provvedimenti sul territorio, questo proprio per attutire magari eventuali rigidità. Ed infine che ci sia un'apertura. Allora la mia posizione è quella che se c'è supporto scientifico è giusto che si apra. Sancito che si può mettere in sicurezza il cittadino, sancito che siamo davanti ad esempio per la nostra regione a un trend che ormai da quasi 2 settimane è decisamente con una tendenza all'attenuazione degli effetti del contagio, direi che si può affrontare agevolmente questo tema, il tema della riapertura. Tempi. Io speravo ci fosse qualche segnale in questo limbo che ci separa dal 4 maggio. Spero che qualche segnale arrivi anche prima, dopodiché immagino se no che il 4 maggio sia assolutamente la deadline, no? la linea ultima oltre la quale appunto ci siano solo che provvedimenti per le aperture. Basta, non aggiungerei altro, passerei la parola a voi oggi così andate a casa presto. Queste quindi le parole di Zaia che poi torneremo a risentire su altri punti salienti. Abbiamo sentito che la Regione si sta preparando ad un secondo piano di tamponi nelle case di riposo del Veneto, ma sul
tavolo c'è la questione della ripartenza, delle riaperture. E ieri sera è arrivata una frenata da parte del governo, in particolare da parte del Premier Conte, che ha ribadito come la deadline, la data di riferimento resti il 4 di maggio e che non si prevedono delle deroghe per il momento, ma tutto è in evoluzione. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Filippo Fois da una piazza San Marco che continua a rimanere deserta. Chiedo alla regia se adesso Filippo è in linea e mi sente, sentiamo le campane, vediamo queste immagini bellissime. Sì. Ecco Filippo, allora adesso fino a un certo punto, perché come sentite, cioè, ci sono le campane del Paron de Casa, del campanile di San Marco, sono le 5:45 e sentite come le campane risuonino in una piazza deserta. Vedete alle mie spalle piazza San Marco, fino all'ala napoleonica non c'è nessuno. Proseguiamo per farvi vedere com'è la situazione verso la Basilica. Io spero che mi sentiate, perché da qui diciamo, il fragore è effettivamente molto importante. Chiedo a Paola Barbato se mi può seguire, così vi facciamo vedere anche la piazzetta San Marco, quella che dà sul bacino. Anche questa praticamente deserta, ci sono solamente 2 persone che stanno facendo delle riprese. Abbiamo visto passare e continuano a passare tantissime forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, esercito. Proprio poco fa, tra l'altro, mentre aspettavamo per il collegamento, abbiamo visto 2 ragazze che sono state fermate da 2 agenti della polizia locale, e a giudicare da quello che abbiamo visto in lontananza sono state sanzionate perché appunto non avevano i requisiti per poter essere qui. Come sapete bisogna rimanere nei paraggi di casa, ci si può muovere solamente per motivi di salute, oppure ancora per esigenze lavorative o per l'acquisto di beni di prima necessità. Ecco, le campane hanno smesso, sono le 5:45. Mi avete sentito, Cristiano? Assolutamente sì, Filippo. Sì, assolutamente, ti abbiamo sentito forte e chiaro. Quindi continua ad essere uno scenario assolutamente surreale, una piazza San Marco che continua a rimanere vuota. Sì, in realtà c'è molta voglia di uscire, e questo dobbiamo dirlo, anche perché poi abbiamo visto che c'era un po' più di gente in giro rispetto a quello che accadeva per esempio domenica scorsa, dove in occasione di Pasqua la città era veramente deserta. In questo caso abbiamo visto un po' più di persone per strada, ma siamo sempre sull'ordine delle decine. Qui ne vediamo ancora di meno perché, come vi dicevo, è un'area che è fortemente presidiata, e nel breve periodo che siamo rimasti qui abbiamo visto anche fare delle multe. Però sì, diciamo che la città rimane veramente presenta uno scenario che è totalmente inedito rispetto a come eravamo abituati a vederla. Abbiamo parlato anche in settimana della differenza stridente tra Pasqua del 2019 e Pasqua del 2020. All'epoca, tra Pasqua e Pasquetta, a Venezia erano arrivate all'incirca 100.000 persone, la città era stracolma di visitatori, tanto che era stato necessario addirittura chiudere il Ponte della Libertà a un certo punto, quando era apparso evidente che fossimo arrivati a saturazione. Ed era una città anche in cui, visto che parliamo di turismo anche questo pomeriggio, c'erano state delle polemiche riguardo alla gestione dei flussi turistici. Oggi tutti questi dibattiti appaiono lontani anni luce in una città in cui il turismo è un comparto che è letteralmente in ginocchio, che oramai è chiuso da parecchie settimane, ha una prospettiva tra l'altro di ripresa di lungo termine. Secondo il presidente di Confindustria Venezia, per esempio Marinese, potremmo forse iniziare a vedere degli spiragli, a riprenderci da questo punto di vista nel marzo-aprile del 2021, quindi deve ancora trascorrere un anno sostanzialmente. Ecco Filippo, in questa settimana la redazione di Venezia di Antena 3 si è occupata anche molto del tema delle spiagge, di tutto il litorale veneziano, non solo di Venezia, perché c'è il turismo della città d'arte, ci sono poi le spiagge da Bibione a Sottomarina. Com'è la situazione da questo punto di vista? C'è comunque un certo dinamismo tra gli operatori?
Ma la situazione è, come potete immaginare, gravissima, perché come forse sapranno anche i nostri telespettatori, il Veneto è la prima regione in Italia per turismo, però è un turismo che è molto concentrato in alcune zone del Veneto. Una è Venezia, la città di Venezia, e un'altra è proprio la costa veneziana. Questo significa che ci troviamo in un territorio, quello della città metropolitana di Venezia, che ha un'economia che è basata tantissimo sul turismo, è una delle voci predominanti. Da questo punto di vista, per esempio, noi proprio in occasione di Pasqua siamo stati a Jesolo, abbiamo avuto modo di confrontarci con gli operatori. Le previsioni non sono buone, chiaramente bisogna tenere comunque la barra alta dell'ottimismo, ma per esempio da questo punto di vista si lamentavano del fatto che ancora non è stato possibile sistemare le spiagge, iniziare ad adibirle per accogliere i turisti. Quando ci sarà la stagione, della quale non c'è ancora una data di apertura certa. Si lamentavano poi del fatto, per esempio, che a Chioggia Sottomarina invece, grazie a un'ordinanza del Comune, questi provvedimenti fosse stato già possibile per gli operatori del settore turistico quello di iniziare a lavorare sulla spiaggia per renderla fruibile quando ci sarà il via libera. Qui a Venezia poi c'è la spiaggia del Lido, da questo punto di vista c'è stato un annuncio da parte del sindaco Luigi Brugnaro sugli stabilimenti che sono gestiti dal Comune, che secondo, nelle intenzioni perlomeno del sindaco, poi bisognerà vedere quali saranno le decisioni che verranno dall'alto, potrebbero riaprire addirittura dal 4 maggio, quindi dalla data in cui si ricomincerà a mettere in moto l'economia nazionale. Il sindaco ha parlato, per esempio, voi sapete, a Venezia, nelle spiagge veneziane ci sono le capanne di un massimo di 4-5 persone per capanna, della misurazione della temperatura per le persone che accedono alla spiaggia, insomma una serie di accorgimenti che poi dovranno essere limati chiaramente, perché ci si trova a fronteggiare una situazione che è totalmente inedita, cioè lo scenario che stiamo vedendo in questo momento e col quale oramai siamo diventati anche piuttosto familiari, è uno scenario che era totalmente imprevedibile. Io mi ricordo che noi siamo venuti qui a fare un collegamento, credo fosse il 24 di febbraio, ed era il giorno dopo il provvedimento che aveva sospeso il Carnevale di Venezia. L'altro provvedimento che era visibile qui in piazza era il fatto che erano state chiuse le chiese ed erano stati chiusi tutti i musei. All'epoca questa già sembrava un provvedimento estremo, e il fatto che la piazza fosse popolata di qualche centinaio di persone sembrava già di vederla vuota, e invece poi abbiamo visto come si è evoluta la situazione. La piazza oramai deserta da settimane come il resto della città, i musei e le chiese sono e continuano ad essere chiuse. Certo Filippo, la situazione è assolutamente surreale. Proprio pochi giorni fa in un collegamento con la collega Anna Maria Parisi, Anna Maria diceva Venezia rischiava quasi di morire di turismo e adesso rischia invece di morire senza turismo. È il paradosso dei paradossi. Sì, ed è anche un paradosso che ha aperto un dibattito in città, poi vedremo se questo dibattito avrà seguito, sul fatto di aver puntato su un'economia che è quasi totalmente basata sul turismo. Questo si è dimostrato, si dice anche in borsa, insomma, che bisogna diversificare il portafoglio, perché bisogna essere pronti nel caso ci sia una crisi, come è successo adesso, un comparto che comunque impiega decine di migliaia di persone e che fattura credo tra i 3 e i 4 miliardi di euro all'anno, è caduto proprio come un castello di carte. Questo pensando a come dovrà considerando come dovrà ripensarsi la città a partire da domani, forse non è più accettabile, forse è il caso di pensare anche a uno sviluppo economico che non poggi proprio interamente sul turismo, che comunque e giustamente rimarrà una voce molto importante dell'economia cittadina. Sarà sicuramente un dibattito che si farà vivace in vista delle elezioni comunali, se ne parlerà parecchio di questo.
Sì, probabilmente. Tra l'altro domani, lunedì, dovremo sapere anche la data delle elezioni. Anche Venezia appunto è in scadenza il mandato di Luigi Brugnaro. Si pensava naturalmente, ecco, altre campane, si pensava che si dovesse votare, anzi era previsto votare a maggio, anche se ancora non c'era una data precisa. Naturalmente queste elezioni non si possono fare in questo momento, però ecco, questo sarà uno dei dibattiti che sarà messo sul piatto, anche perché già dai primissimi giorni, anzi facciamo anche un passo indietro, parliamo di quello che è accaduto a novembre. A novembre vi abbiamo raccontato l'acqua alta eccezionale ai livelli quasi del 1966 che aveva colpito la città. Già allora si era parlato di un danno veramente di una ferita profonda all'economia cittadina. Dopo, ecco, l'acqua alta a Venezia a novembre aveva avuto una copertura mediatica di livello mondiale e aveva creato una profonda sensazione che dopo si era riversata sulle prenotazioni, nel senso che erano arrivati a pioggia disdette da parte dei turisti che avevano portato a un calo circa del 50% delle presenze. Proprio in questo periodo, tra l'altro, sono arrivati, ricordiamo che il sindaco Luigi Brugnaro e anche il commissario per l'acqua alta, sono arrivati i primi ristori, sono circa credo 300 le persone tra famiglie e attività economiche che stanno ricevendo i primi risarcimenti. Ancora molti naturalmente dovranno arrivare, però già allora il settore aveva dimostrato parecchie crepe. Il coronavirus ha dato una spallata veramente, non voglio usare il termine mortale al settore, però sicuramente purtroppo ci sarà qualcuno che non riuscirà a sopravvivere a questa crisi. Filippo, per il momento ti ringrazio, so che con Paola Barbato proseguirai il tuo giro veneziano, quindi sì, ci sentiamo dopo, grazie mille. Esatto, ci vediamo tra poco. Grazie Filippo. E continuiamo a parlare di turismo, partiamo da questo fotogramma di una piazza San Marco ancora vuota, desolata e desolante. Assessore regionale Federico Canera, buonasera. Partiamo proprio da questo, buonasera. Che sensazione le fa vedere questa piazza San Marco vuota? Beh, ovviamente è una sensazione triste, penso come per noi tutti cittadini veneti, dato che Venezia comunque prima di essere un luogo turistico è il nostro capoluogo di Regione Veneto, insomma la sede di un grande stato storico come era la Serenissima, e quindi insomma pensare a Venezia in queste condizioni ovviamente rattrista il cuore. Fa riflettere effettivamente ciò che diceva anche il suo collega prima, il fatto che fino a poco tempo fa si parlava di overtourism e adesso siamo in una situazione totalmente diversa. Ovvio che questo mi fa sorgere alcune domande del tipo: effettivamente la diversificazione è una cosa corretta, cioè Venezia comunque deve tornare ad essere una città vera e propria, vissuta e abitata dai cittadini come prima cosa, quindi ovviamente non spetta a me indicare quali sono le politiche di rinascita di Venezia, ma spetta a chi la governa, però penso che politiche di riaccesso, di riuso del centro storico, di riportare i cittadini in città a Venezia penso sia corretto, e questo guardi che è una cosa positiva anche dal punto di vista turistico, perché il turista oggi non vuole andare in città museo a cielo aperto, vuole andare in città vere vissute dalla popolazione perché vuole fare delle esperienze vere. Inoltre si evita magari che accada ciò che oggi sta accadendo, che in mancanza di turismo la città sia praticamente vuota. Spero che questo faccia riflettere anche qualche, diciamo, operatore, e non parlo di albergatori, ma parlo magari di qualche furbetto che esiste come dappertutto a Venezia, che magari negli anni ha approfittato anche un po' del turismo e magari trattato male qualche turista. Ecco, spero che questo faccia accendere un po' la lampadina, ripeto, a chi si è comportato male. Non sono certamente la maggioranza, però insomma qualche caso lo conosciamo tutti, è avvenuto anche poco tempo fa, e quindi magari che qualcuno la prossima volta rifletta e pensi che la cultura dell'accoglienza è una cosa sacra.
Questo assessore sul fronte veneziano, Venezia città, ma il Veneto è la prima regione turistica d'Italia anche perché ha tante altre specificità territoriali importanti, dalle Dolomiti al Polesi nel distretto termale, il lago di Garda. 18 miliardi di fatturato, il settore in Veneto è il primo comparto della regione. Si parla di ripartenza, come sarà questa ripartenza secondo lei? Ma guardi, è ovvio che è impossibile e sarei uno stolto pensarlo e dirlo, di aspettarmi una ripartenza totale a pieni regimi come è stata insomma l'anno scorso, anche perché in questo periodo già di fatto la stagione era già partita alla grande e quindi è ovvio che sarà una ripartenza che a mio modo di vedere ci sarà diciamo lenta e per gradi. Ovviamente lo ripeto e lo dico, l'ha già detto il governatore Zaia, ma va ripetuto, non spetta a noi come Regione Veneto dire quando si potrà riaprire, ovviamente lo si potrà fare quando ci sarà la certezza insomma, che il rischio sanitario non dico sia sparito ma quantomeno contenuto. È anche vero però che noi spingiamo per una ripartenza perché siamo convinti che con questo coronavirus bisogna convivere e quindi se i cittadini lo faranno con intelligenza, quindi con l'uso della mascherina, i guanti, con il rispetto delle regole, si possa fare anche nel comparto turistico. Ecco, Assessore, proprio per questo la Regione del Veneto sta predisponendo un piano per la sicurezza anche nel comparto turistico. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, avete incontrato tutte le categorie produttive, economiche e commerciali, però ci sarà un qualcosa di specifico per il turismo. Ci vuole un attimo anticipare questa cosa? Assolutamente sì, l'ho anticipato anche l'altro giorno in un webinar, un seminario online organizzato dall'Associazione Iesolana Albergatori, che ringrazio perché è stato molto molto interessante e lì ho detto appunto che la Regione si sta mettendo a disposizione per creare dei protocolli assieme agli operatori del territorio. Ovviamente questo non vale solo per la spiaggia o per la costa, ma vale per tutto il territorio veneto. I nostri direttori generali delle ASL sono già stati avvertiti dal Presidente Zaia e si stanno già muovendo in questo, contattando gli operatori sul territorio, quindi vale per la montagna, per il Garda, per il termale, insomma un po' per tutti i distretti turistici nostri, per sentire le peculiarità e le richieste del territorio e costruire questi protocolli che sono fondamentali non solo per l'accoglienza del turista, quindi per far sentire sicuro il turista, ma anche per i lavoratori che lavorano nel comparto turistico e per gli stessi proprietari, albergatori, proprietari di hotel, di strutture extra alberghiere. Penso anche se non è un comparto che seguo io, ma il collega Marcato, ma anche il tema dei bar, dei ristoranti, deve agire con una certa sicurezza, con un certo protocollo, perché vede, ci sono anche delle responsabilità. Chi è il gestore che rischia di aprire se non sa come potersi muovere e avere una tutela da questo punto di vista, che se succede qualcosa, se qualcuno si ammala, almeno può dire di aver seguito un protocollo che gli è stato indicato. Certo. Lo aspettavamo dal governo, siccome non ci è arrivato, nonostante io l'abbia sollecitato la settimana scorsa in un incontro con tutti gli assessori regionali e il ministro Franceschini, quindi ci stiamo muovendo a livello regionale per farlo noi. E tra l'altro, Assessore, proprio il Presidente della Confturismo del Veneto Michieli ha posto il tema della responsabilità principalmente degli albergatori, anche alla luce delle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sembrano quasi trasformare gli alberghi in ospedali quasi da un certo punto di vista, quindi quanto di più lontano c'è da un'idea di vacanza. Certo. Però ecco, le chiedo, facciamo uno sforzo di immaginazione ma rimanendo con i piedi per terra. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Delle spiagge a numero contingentato, degli alberghi anche lì a numero contingentato, magari con le colazioni a buffet, scaglionate? Cosa sta venendo avanti? Ma assolutamente sì, non possiamo pensare di trovarci delle spiagge gremite di persone.
quindi si sta già pensando appunto ad avere degli spazi attorno all'ombrellone molto ampi. Ora non mi faccia dire la metratura perché aspetteremo proprio dagli operatori l'indicazione, ma c'è chi parlava di 30, 40, 50 metri quadrati attorno a un ombrellone. In questo momento non so darle un numero, anzi è compito proprio degli incontri che si stanno facendo in questo momento nei territori per dare delle indicazioni, però insomma la sintesi è questa: meno gente in spiaggia, che comunque naturalmente ci sarà, perché non avremo i numeri degli anni scorsi, questo è ovvio, quindi questo ci consentirà di costruire dei protocolli per le persone che ci saranno, che saranno meno, di stare in spiaggia in sicurezza. Gli stessi alberghi dovranno, come diceva lei, dotarsi un po' con fantasia, che non ci manca a noi veneti e a noi italiani, di pensare ovviamente a rivedere alcuni movimenti che avvengono all'interno dell'hotel, quindi il buffet sicuramente va a sparire, la sanificazione per esempio delle stanze. Guardi, c'è già qualcuno che lo sta facendo, quindi ci sono già delle società attrezzate che rilasciano certificato per la sanificazione delle stanze, perché ricordiamo che ad oggi gli hotel non sono chiusi, cioè sono chiusi perché per la mancanza di turisti, ma come codice Ateco possono operare, e ce ne sono alcuni che magari stanno alloggiando delle persone che magari per motivi di lavoro sono sul territorio, e io conosco personalmente delle strutture che stanno agendo proprio sanificando le stanze. Quindi ci saranno una serie di operazioni all'interno dell'hotel che permetteranno di vivere in sicurezza. Le dico per esempio una cosa: Prego. La reception in hotel. Ora, io non mi vedo, proprio come diceva lei, non possiamo trasformare l'hotel in un ospedale, altrimenti mettiamo terrore al turista, questo è ovvio. Quindi non è che mi aspetto il receptionist con la mascherina e i guanti di plastica, perché altrimenti veramente diamo l'idea di entrare insomma in un ospedale, in un hotel. Però magari una barriera di plexiglass all'interno nella reception, così come avviene in uno sportello bancario o postale, perché no? Non la vedo niente di scandaloso. Lo stesso turista, guarda, che adesso ha ben coscienza di quello che è accaduto, l'importante è non spaventarlo, quindi insomma dovremmo costruire delle cose che siano un po' una via di mezzo tra la sicurezza e la possibilità di farlo sentire libero. Assessore, rimanendo sul litorale veneto, poi passiamo un attimo agli altri distretti velocemente. Le spiagge venete potrebbero avere un vantaggio competitivo rispetto ad altre spiagge italiane, non solo, perché sono particolarmente ampie. Penso a Bibione, Rosolina, poi andremo a Rosolina, Eraclea, per citarne alcune, ma di fatto ci sono tante spiagge ampie, quasi tutte le nostre spiagge sono molto ampie, Sottomarina, Jesolo, adesso dovrei citarle tutte, ma in realtà l'Alto Adriatico Veneto è famoso per le sue spiagge e i suoi ampi spazi. Potrebbe essere un motivo di speranza. Ma assolutamente sì, guardi, io sono convinto. Allora, è vero che ad oggi, se io mi confronto, come mi sono confrontato l'altro giorno con molti albergatori, c'è molta paura, apprensione, perché i numeri ad oggi delle prenotazioni sono bassissimi, insomma si va da un minimo del 40% a un massimo del 70%. Però è anche vero che oggi siamo ad aprile, siamo ancora diciamo in emergenza, e quindi è ovvio che è difficile pensare a persone che stanno prenotando, che siano italiani o stranieri. Però una speranza noi ce l'abbiamo di ripartenza, non dico, ripeto, da maggio, ma insomma man mano che passa il tempo durante quest'estate, quindi maggio, giugno, luglio, magari si arriva a agosto, una parte della stagione secondo me sarà buona, nel senso che insomma rispetto a quello che pensiamo oggi sarà buona, perché abbiamo contezza di dire che ci sono anche turisti stranieri di vicinato, quindi penso in particolare ai tedeschi, agli svizzeri, agli austriaci o alle persone che vengono dall'est, che si muovono quindi in macchina e non in aereo, che possano all'ultimo momento magari venire, magari ora come ora sono bloccati, ma poi arriveranno. Gli stessi tedeschi, guardi, la Germania sta già riaprendo, hanno una percezione del virus che è diversa dalla nostra. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere degli albergatori che hanno anche il contatto diretto con i propri clienti. È ovvio che chi prenotava in Booking difficilmente si muoverà, però chi magari ha un contatto diretto, si è coccolato il cliente, gli spiega cosa sta avvenendo, le misure che ha preso per garantire lo stesso turista oltre che se stesso e i propri lavoratori. Ecco, io sono convinto che magari col passare del mese, ovviamente
do per scontato che questo virus non ritorni, perché è ovvio che se ritorna con virulenza allora no, ma se va a finire penso che col tempo insomma si riesca a pensare a un ritorno graduale del turismo. E questo, Assessore, vale per tutti i distretti, quindi il distretto termale, la montagna, poi ne parleremo a lungo. Diciamo in ultima battuta che ci sarà da fare probabilmente nelle prossime settimane un lavoro di marketing proprio per comunicare al turista, soprattutto straniero, che le nostre spiagge non solo sono belle, lo abbiamo fatto in tanti anni, ma che sono soprattutto sicure. Ma assolutamente sì, io penso che questo sia un tema importante. È vero, ripeto, come diceva lei, che noi non dobbiamo dare l'idea dell'albergo ospedale, però è anche vero che comunicare al turista che si trova in una regione dove la sanità funziona e funziona bene, dove anche l'aspetto sociale è importante, sociosanitario. Penso ai progetti che, guarda caso, negli ultimi 3 anni abbiamo portato avanti come turismo, direzione turismo e le ASL di riferimento della costa veneta, e adesso noi volevamo implementarle anche per le altre ASL della regione Veneto, che è il tema proprio del litorale più inclusivo e più, diciamo, aperto a livello italiano. L'inclusività è proprio un'attenzione verso il soggetto che ha delle problematiche sociali ma anche sanitarie. Noi abbiamo delle spiagge che dietro hanno gli ospedali, quindi insomma, io fossi un turista internazionale queste cose ne terrei conto nel momento in cui mi vado a muovere, soprattutto se ho una famiglia, se ho dei bambini piccoli, e quindi penso che noi dobbiamo comunicare questa cosa qua. E il tema, come diceva lei, del distanziamento sociale, e per quanto riguarda le spiagge pensare appunto al fatto di avere queste spiagge ampie che permettono di stare in sicurezza, è un elemento che va altresì comunicato. Poi mi faccia dire una cosa, perché poi sennò si lamentano quelli che provengono da altre aree del Veneto che non sono le spiagge, che mi dicono: Assessore, ci siamo anche noi, e danno ragione, e quindi ne approfitto della sua emittente per dirlo. Ma penso per esempio al sistema del termale. Ecco, certo. Il termale lì va pensato un qualcosa di specifico, perché ovvio che il terme sa pensare alla piscina, alla sauna, al bagno turco, bisogna anche lì pensare nei protocolli di poter garantire questo servizio in sicurezza. La montagna di per sé avrà delle agevolazioni quasi naturali, anche se non sono scontate, perché è ovvio che nel ristorante non si può stare attaccati uno all'altro, però sa, l'idea di camminare in alta montagna, insomma, all'aria aperta, o fare un picnic in una malga e tenere i tavoli distanziati 10 metri l'uno dall'altro all'aperto mi sembra anche abbastanza naturale. Lo stesso vale per il lago di Garda, bisognerà pensare anche lì, ma lo stanno facendo, a come, diciamo, poter lavorare in sicurezza. Però le garantisco che tutte le ASL, e noi abbiamo chiesto apposta territorio per territorio in base alla specificità del territorio, che ci diano delle indicazioni. Assessore, la ringrazio, le sue parole ci danno anche una tiepida speranza sul fatto che forse qualche giorno di mare, perlomeno una scampagnata, riusciremo a farcela. Ma io, guardi, ne sono convinto e voglio lasciarvi con questo messaggio: duri ai banchi, mai mollare. Sono convinto, ripeto, che se non sarà tutta la stagione, insomma, questo è ovvio perché ormai siamo a maggio, ma una parte della stagione, secondo me, facendo un buon lavoro riusciamo a recuperarla, e questo deve essere il must. E vi raccomando, i veneti, facciamo tutti un fioretto: quest'anno si va in vacanza in Veneto, che tra l'altro è splendido ed è l'occasione per conoscerlo a fondo. Assessore, grazie mille, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità, dopo ritorniamo a parlare di turismo, andiamo sulle Dolomiti. Di nuovo in studio, di nuovo insieme, continuiamo il nostro viaggio in Veneto, il nostro tour tra le bellezze venete. Stiamo parlando soprattutto di turismo, di ripartenza per il settore cruciale del Veneto, 18 miliardi di fatturato, senza contare tutti gli annessi e i connessi, i servizi, la manifattura. Il turismo è un mondo variegato. Ci siamo occupati prima principalmente delle spiagge,
siamo stati a Venezia, ci ritorneremo nel corso di questa diretta. Adesso però andiamo in montagna, dove ci sta aspettando in collegamento Skype Giuliano Vantaggi, che è direttore del DMO Dolomiti. Buonasera Vantaggi. Buongiorno a tutti. Ecco, abbiamo sentito prima le parole dell'assessore regionale al turismo Caner. Rispetto a una settimana fa, 10 giorni fa, si comincia a percepire una flebile speranza che la stagione turistica in qualche modo non è del tutto persa. Fino a poco tempo fa, fino a pochi giorni fa, sembrava quasi inimmaginabile. Adesso gli operatori si stanno in qualche modo riallineando. Com'è la prospettiva? Quali sono le prospettive per il turismo nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità? Sì, è vero, c'è speranza di ripartenza, si comincia veramente a pensare al dopo, finalmente, chiaramente con tutto quello che ne comporta e quindi con tutto quello che l'assessore ha detto prima e che occorre fare come protocolli per accogliere i turisti, ma sicuramente c'è una speranza di ripartenza e c'è una speranza di ripartenza anche dovuta al fatto che comunque si vede anche che le persone hanno voglia loro stesse di ripartire e di ritornare piano piano, quando si potrà, alla normalità. Quindi c'è un bisogno di ritornare alla normalità e c'è bisogno anche di aria pura e in questo forse le Dolomiti Bellunesi possono dare una prospettiva. Certo, l'ha detto anche Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, ha fatto un assist alle Dolomiti notevolissimo, ma è proprio così. In effetti la montagna è vista proprio dal consumatore finale, dal turista finale, come un luogo di spazi aperti, come un luogo salubre, come un luogo che ha sempre avuto una nomea di sanità, di salubrità, e tra l'altro dove la sanità vera e propria è veramente d'eccellenza sulle Dolomiti venete, e quindi è importante far passare questo discorso ed è importante far capire che pian piano bisogna tornare alla normalità, bisogna veramente non solo fare in modo che il turista cominci a tornare, ma anche che apprezzi veramente questa meraviglia che noi abbiamo. Io vedo tanti commenti in questi giorni anche a livello social, a livello web, dove la gente ha proprio voglia di ritornare nelle Dolomiti e si vede che comunque pian piano la speranza torna a torna a essere importante per il consumatore finale, e questo è quello su cui dobbiamo puntare assolutamente. Ciò non toglie i vantaggi che comunque bisogna evitare gli assembramenti anche in montagna, e la vicenda di Cortina in qualche modo ce lo dice. Cortina che ha avuto diversi casi di contagio, complice anche probabilmente le ultime domeniche di sci. Inevitabilmente è successo in Valpusteria, è successo in tutte le località sciistiche principali del paese. Quindi vietare gli assembramenti. Nei giorni scorsi c'è stata anche una presa di posizione del CAI per quanto concerne i rifugi. Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto prima a Caner. Facciamo uno sforzo di immaginazione. Ingressi contingentati a determinati parchi, cosa si può prevedere nei prossimi mesi? Come saranno le camminate in montagna, le escursioni? Ma allora, per quanto riguarda le strutture ricettive, sappiamo che è un vantaggio dell'Italia, sono molto variegate, quindi dipende dal tipo di struttura ricettiva di cui noi andiamo a parlare, e per ognuna deve essere studiata una soluzione ad hoc, perché per esempio i campeggi di montagna sono diversi da quelli del mare, per esempio le strutture alberghiere nostre sono tendenzialmente medio-piccole a conduzione familiare, pertanto più adatte a coccolare veramente in tutti i sensi il cliente. Bisogna stare attenti per esempio alle grandi invece strutture che sotto una certa soglia è difficile anche che possano pensare di aprire, perché ci sono dei costi fissi standard che sono molto importanti, quindi bisognerà valutare caso per caso veramente e essere molto professionali, soprattutto nello sviluppo di meccanismi per sanificare e soprattutto per essere molto attenti veramente nel distanziamento sociale all'inizio, perché questa è la cosa più importante. Però bisogna poi considerare il fatto che poi
noi abbiamo diciamo una questione outdoor, cioè fuori dell'hotel, fuori della struttura ricettiva, che è ampia, è immensa, e ci sono alcune zone delle Dolomiti, è vero che sono sempre state molto, passami il termine, trafficate, ma in quest'anno, come diceva giustamente l'assessore Caner, bisogna anche considerare che non tutti si muoveranno, quindi non ci sarà questo impatto estivo come siamo abituati, e si comincerà pian piano e gradualmente a tornare a quello che era il pre-Covid, e ci sono veramente per noi un sacco di spazi all'aria aperta veramente dove poter o essere da soli o essere in due, ma veramente con tutte le cautele del caso. Quindi veramente la montagna potrebbe essere una destinazione importante per il tipo di turismo che, come diceva l'assessore Veneto, giustamente sarà prevalentemente di prossimità all'inizio, poi Veneto, poi Triveneto e poi nazionale. Ci saranno vari step fino a tornare all'internazionale, anche se sta veramente tornando a galla di nuovo la questione internazionale, perché già qualche compagnia aerea comincia pian piano a mandare fuori comunicati e a capire cosa sarà il dopo Covid. Ecco, questa è una cosa che ci dà molta speranza, ma non ci sono solo le Dolomiti a Belluno, o perlomeno ci sono tante tipologie di Dolomiti. C'è per esempio tutto il turismo soft sostenibile della Val Belluna. È possibile che queste forme di turismo alternativo a chilometro zero abbiano in qualche modo una chance in più delle destinazioni tradizionali? Certo, però io faccio un appello, perché è vero che le locazioni turistiche possono essere molto appetibili per il turista di oggi, e le case e gli appartamenti possono essere molto appetibili, perché è come una sorta di spostare casa. Quindi tu arrivi in una locazione turistica e ti sposti da una casa a un'altra casa, e quindi hanno quell'immaginario. Però io chiedo a chi vorrà fare questo tipo di vacanza anche però di aiutare gli esercizi di vicinato, perché la spesa poi bisognerà farla negli esercizi di vicinato, perché se no non si riesce ad aiutare l'economia a ripartire. Cioè, se si arriva qui e si porta tutto a casa, difficilmente si aiuta veramente il territorio poi a ripartire, e questo è importante. Mentre per quanto riguarda gli hotel e bed and breakfast, sappiamo che voi potete invece mangiare o la colazione o per quanto riguarda gli hotel anche la mezza pensione o la pensione completa in hotel, e ci sono ormai delle strutture, degli strumenti per fare la colazione in camera, la cena in camera. Ormai è questa la tendenza iniziale del dopo Covid. Penso per esempio vantaggi ai tanti esempi che stanno proliferando anche nel bellunese di albergo diffuso. Assolutamente sì, ma siamo sempre nel campo della locazione turistica. Bisogna veramente sensibilizzare però poi la gente a comprare il prodotto in territorio, perché il territorio vive se noi lo facciamo vivere, perché se no non vive, e questa è una cosa molto importante, e è proprio un appello, come diceva l'assessore da prima, ai veneti a fare le vacanze in Veneto, ma a comprare prima di tutto veneto, poi italiano, perché così noi aiutiamo la nostra economia. E di considerare il bellunese dal Comelico al Feltrino, mi verrebbe da dire. Assolutamente, quello ovviamente è sempre stato così, nel senso che da quando esiste la DMO promuove tutta la provincia di Belluno, ben sapendo che c'è una diversità chiaramente nel promuoverla, perché alcune zone sono più vocate per un tipo di turismo, altre zone per un altro tipo di turismo, ma non per questo non stavano salendo nel prima Covid, non stavano salendo entrambe di percentuali, perché le percentuali di salita dei pernottamenti erano veramente notevoli, sia nella parte bassa che nella parte alta della Vantaggi, grazie mille, grazie per questa prospettiva e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Arrivederci, grazie. Adesso per noi c'è ancora un momento di pubblicità. Di nuovo in studio per questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali sull'emergenza coronavirus. Stiamo parlando di turismo, principalmente di turismo. Infatti siamo in collegamento nuovamente con Filippo Fois da Venezia. Prosegue il suo giro in una Venezia inedita, che ormai purtroppo abbiamo cominciato
a conoscere. Filippo, mi senti? Sì, eccoci. Dove Noi vi sentiamo sei forte e adesso chiaro, e con Paola probabilmente avete Barbato? visto, avete potuto apprezzare questa suggestiva visione del Canal Grande. Noi siamo in cima al ponte di Rialto. Generalmente questo è uno dei luoghi preferiti dei turisti per scattare le fotografie, e generalmente bisogna fare la coda qui per godere di questa visuale, un po' come accade al Louvre quando si vuole ammirare la Mona Lisa. Chi frequenta Venezia lo sa che questa è una delle zone più affollate della città, e ora vedete che possiamo godere di questo splendido panorama e siamo praticamente da soli. Anche la fondamenta che è alla nostra sinistra è quella da cui si prende il vaporetto di Rialto, che solitamente è estremamente affollata, non ha che poche persone. Poco fa abbiamo visto passare un vaporetto e un motoscafo, credo fosse della polizia locale, per cui come vedete anche il traffico acqueo qui a Venezia è azzerato. Dunque il ponte di Rialto non ha bisogno di presentazioni, come vi abbiamo detto è sempre estremamente affollato. Allora, vi vorrei far vedere un po', fare un giro per farvi vedere un po' come questa zona di Venezia, anche questa zona di Venezia, dia presenti uno scenario che è completamente inedito rispetto a quello che ci si è abituati. Dunque, qui alle mie spalle si va al mercato del pesce di Rialto, come vedete è tutto chiuso, ovviamente come capita da settimane. Alla mia sinistra invece si va in campo San Bortolo, che è un altro campo estremamente frequentato di Venezia, ed è tutto completamente deserto. Non so se si senta dal microfono, si sente solamente il verso dei gabbiani. Ora andiamo a vedere anche dall'altro lato del ponte il Canal Grande, e come vedete si è parlato molto anche a Venezia del fatto che le acque dei canali siano diventate più trasparenti rispetto a come erano fino a qualche settimana fa. Chiaramente non è il caso del Canal Grande, e le fotografie che sono viste in giro erano fotografie di canali con un fondale molto basso, per cui si poteva vedere il fondo per quello, ma certo che si tratta di uno spettacolo che a Venezia, credo, a memoria d'uomo è veramente difficile risalire, forse negli anni 50, ecco, direi. Sentite ancora nuovamente le campane che stanno scandendo il nostro giro di Venezia, sono gli unici rumori che si sentono, le campane e i gabbiani. Filippo, è un tour romantico per certi versi, quello che ci stai... se non fosse drammatico, sì. La bellezza è veramente struggente per certi versi, se non ci fosse il dramma economico di migliaia di persone. Sì, se non ci fosse il dramma economico, devo dire che Venezia si presenta in queste settimane con una bellezza che anche per chi ci vive risulta una sorpresa, una piacevolissima sorpresa. La si apprezza veramente tantissimo, purtroppo è un privilegio di pochi, come vi abbiamo raccontato prima. Per esempio in Piazza San Marco abbiamo assistito a una serie di contravvenzioni che sono state date a delle persone che stavano passeggiando davanti alla Basilica. C'è, dicevo, molta voglia di uscire, e d'altro canto la gente ha fatto un sacrificio veramente molto, molto forte in queste settimane, rimanendo chiusa in casa. Per esempio a Venezia è difficile che ci siano dei giardini come magari può accadere in altri luoghi, e per questo motivo quindi questa clausura, questa quarantena la si sente ancora di più. Oggi, che era una bella giornata, abbiamo visto un pochino più di gente in giro, ma soprattutto adesso che il sole sta tramontando sul Canal Grande, vediamo che veramente sono pochissime persone. Vedete che stanno portando a spasso il cane, c'è chi sta facendo un po' di jogging, qualcuno che scatta delle fotografie, ma sostanzialmente insomma la città sta mantenendo quelle che sono state le prescrizioni date in queste settimane dalle autorità, veramente con molto rigore. Ecco, fai bene a sottolineare lo sforzo dei residenti, dei veneziani, perché comunque Venezia è sì. Una città difficile da vivere per certi versi. Come dicevi, ci sono luoghi dove non sono presenti parchi, dove anche gli spazi sono abbastanza angusti, quindi va sottolineato doppiamente questo sforzo dei residenti, dei veneziani.
Ma in realtà poi se si guarda Venezia dall'alto si vede che è una città che ha tantissimo verde, ci sono parchi pubblici, ci sono anche diversi parchi privati, però quelli sono veramente privilegio di pochi, per cui sì, la maggior parte delle persone ha un'abitazione in cui al massimo può godere di una terrazza o di un'altana, ce ne sono parecchie a Venezia, ma si tratta comunque di una minoranza rispetto alla stragrande maggioranza che praticamente da poco dopo quella chiusura improvvisa del carnevale a fine febbraio è rimasta sempre in casa ed esce solamente per fare la spesa. Filippo, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo dopo, come prosegue il tuo tour con Paola Barbato? Va bene, sì. Perfetto. Ci vediamo dopo. Ti ringrazio. A dopo. Un'altra fotografia da Venezia di grande bellezza e anche di grande desolazione. C'è poi la cronaca che incombe, la cronaca che ieri ha portato, stando alla segnalazione di un uomo, al pestaggio di quest'ultimo da parte di un padre e di un figlio a Padova, o meglio ad Albignasego, ma su questo torneremo poi anche con il commento del governatore Zaia. C'è un altro caso che arriva proprio in questi minuti che ci porta nel Bellunese. Dal caso quindi di Albignasego, di questo aggredito perché correva senza una mascherina, quello di un giovane che ha insultato la polizia perché lo multa proprio perché senza mascherina. È accaduto a Ponte nelle Alpi questa mattina. Il ragazzo ha postato il video su Facebook moltiplicando i commenti negativi di altri utenti contro le forze dell'ordine. Per questo il segretario generale regionale del sindacato di polizia FSP Marco Ceolin ha annunciato querela contro di lui e contro tutti quelli che hanno scritto i commenti giudicati diffamanti. Ma possiamo mostrarvi il video di questa aggressione. Sta registrando? Certo. Ok. È un dato di fatto oggettivo, siete senza mascherina? Certo, sono senza mascherina. Perfetto. Ok. È un dato di fatto oggettivo che viviamo insieme e sono senza mascherina fuori all'aria aperta? Ma lei si rende conto, di quello che sta dicendo? L'importante è che ci rendiamo conto tutti. Ma lei si rende conto della sua capacità di ragionamento in questo senso? L'importante è che ognuno si renda conto della propria capacità di ragionamento. Certo, essendo... Certo, quindi mi devo rendere conto della mia essendo fuori all'aria aperta senza mascherina. Trogloditi, zio. Guardate che belli che sono. Guardate che belli che sono. Guardate, questi sono proprio loro. Sono bellissimi. Sono proprio belli. Belli. Bravi, belli. Ecco dunque, questo il video, si intravede proprio la zona di Ponte nelle Alpi, questo giovane che è stato multato perché non indossava la mascherina, è stato multato dalla polizia, ha ripreso il tutto e l'ha condiviso sui social. Avete sentito anche le ingiurie nei confronti degli agenti, gli agenti che non hanno risposto alle provocazioni, però questa volta il segretario regionale del sindacato Ceolin ha detto insomma la misura è colma, noi stiamo facendo il nostro dovere, quindi ha denunciato questo ragazzo e sta procedendo alla denuncia anche di tutti quelli che stanno condividendo e diffamando gli agenti via social. Questa quindi è la situazione. Ritorniamo alle parole del governatore Zaia, in particolare che ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Sentiamo Zaia. Pare di capire che rispetto alle aspettative di alcune regioni come il Veneto, ma anche come la Lombardia, come il Piemonte, ieri il Presidente del Consiglio abbia un po' frenato, nel senso che tu ieri ci avevi detto ma insomma qualche ripartenza anticipata in sicurezza, in modo parziale, in modo graduale, io sarei favorevole. Da Conte invece è venuto un no, mi pare di capire. Un no, guarda, non te lo so dire, nel senso che i colleghi mi dicono che è stata una discussione, diciamo, interlocutoria e anche
tranquilla e serena da quello che mi hanno raccontato. Io non sono nella cabina di regia, perché c'è il presidente Bonaccini, c'è il presidente Musumeci e c'è il presidente Totti. Scusate, Fontana. Detto questo, c'è ancora qualche giorno da qui al 4 maggio, probabile che ci siano anche, diciamo, delle decisioni, diciamo, in via sperimentale che si possono prendere, però mi sembra di aver capito e di capire dall'interlocuzione che è in corso che comunque il 4 maggio rappresenti assolutamente una data importante per la ripartenza, e dopo cercheremo di capire la qualità di questa ripartenza e la quantità, cioè quante imprese e che tipo di imprese. Io spero assolutamente che si affronti questo tema, perché altrimenti sarebbe difficile sostenere anche con i cittadini che si aspettano in sicurezza di poter avere meno restrizioni. Ecco, a questo proposito un'altra domanda. Sempre ieri è emersa, da quello che apprendiamo insomma nel corso dell'interlocuzione della cabina di regia, è emersa l'ipotesi di, come dire, di un blocco iniziale degli spostamenti da regione a regione, e in particolare per quanto riguarda il Veneto si parlava del Veneto occidentale soggetto a questi limiti iniziali. Ti risulta qualcosa? Al momento no. Al momento non mi risulta assolutamente questo, anche perché se parlano del Veneto devono parlare con noi, non ci risulta questo. Magari ci sono anche delle basi scientifiche, però al momento non ne sappiamo nulla, cioè, assolutamente no. Certo che sarebbe difficile bloccare lo spostamento fuori regione quando tu apri le imprese, cioè le imprese cosa fanno? Si fermano al confine e lanciano i pacchi al volo in modo tale che nessuno attraversi il confine, cioè, mi sembra ridicola come soluzione. Cioè, queste soluzioni vanno bene in regimi di quarantena, ma non in regimi di apertura, dove le imprese per Costituzione investono sui rapporti, sulle relazioni, sulle connessioni. E poi cosa vuol dire? Vuol dire che i treni si fermeranno e faranno scendere le persone? Non lo so, pensate, i treni sono ancora in funzione, quindi vieteremo di utilizzare tutti i mezzi pubblici che attraversano i confini regionali? No, lo dico perché da fonti della regione Campania, ad esempio, ma in parte anche da parte della Puglia, si è insistito su questa necessità di limitare nella prima fase i movimenti da regione a regione. Sì, ho capito, ma ripeto, ok, è una prima forma di autonomia, ben venga, no? Il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista, non so, lo dico come battuta, poi posso fare anche un appello, finitele di dire nord contro sud, se sono loro che dicono che chiudono le frontiere sarà sud contro nord o no? Una volta nella vita è possibile che dite anche questo? Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania, i titoli nord contro sud, è sud contro nord sta roba qua, altro che nord contro sud. Vabbè, a parte questo, dico che mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno, quindi vuol dire che i treni verranno tutti soppressi. Tutti i treni che escono dai territori regionali non hanno più senso di esistere, quindi Frecciarossa non partirà più da Milano e va a Roma, sta fermo, non c'era più nessun tipo di trasporto che potrà essere autorizzato, e quindi che proposta è questa qui? Ma che proposta è? Se stiamo parlando di confini regionali, se poi c'è qualcuno che vuole preservare, che so, un'area perché è un'area delicata, un'area ad altissima popolosità, un'area dove ci sono persone a rischio o quant'altro, questo è comprensibile, ma che uno dica che i confini regionali non si varcano, si spiegheranno come faranno a mettere in piedi tutte queste misure. Fermo restando che noi siamo sempre stati quelli che hanno ospitato e accettato tutti, questo ribaditelo, io non ho fatto ordinanza di mandare via la gente dalle seconde case. Rete Veneta, prego. Okay, Ciao. Presidente, anche stamattina io credo che ci sarà molta confusione
confusione a partire da domani mattina. Le faccio questo esempio. Lei ha spesso parlato anche del settore della moda come un settore strategico che deve ripartire il prima possibile. Sì. Proprio stamattina abbiamo ricevuto un paio di telefonate da parte di dipendenti che lavorano nel ramo calzaturiero, che sono stati chiamati dall'azienda per lavorare a partire da domani mattina ed esprimevano una certa preoccupazione perché poi d'altro canto sentono il governo che dice no, non si apre niente fino al 4 maggio, temono quindi di prendere una multa anche durante lo spostamento verso il posto di lavoro. Ma guardate, queste aziende, conosco la vicenda, ci è stata segnalata, aprono perché hanno dei codici Ateco, sono autorizzate, sono aziende che fanno queste attività per le quali sono autorizzate, ad esempio la prototipazione, se stai parlando di calzature, no? Dico che aprono secondo i criteri stabiliti, debbono rispettare l'accordo dei famosi 13 punti, governo, parti sociali e datori di lavoro, per cui noi continueremo a fare i controlli con le spese e se qualcuno, senza mettere in piedi uno stato di polizia, se qualcuno ha qualcosa da segnalare lo segnali con serenità, ce lo segnala, però insomma ci debbono essere i dispositivi, i distanziamenti, i gel e tutte le storie che bisogna avere nelle aziende. Ma guardate, le aziende che noi abbiamo controllato fino ad ora, penso che il 99-98% fosse assolutamente in regola. È stato magari qualcuno che magari ha avuto qualche dipendente che aveva la mascherina al collo piuttosto che una mascherina non cambiata. Io vedo aziende, le avete viste anche voi, fra l'altro in TV, ne abbiamo viste, che danno 3 mascherine al giorno, mattino, mezzogiorno e sera addirittura. Per cui penso che se è così è in linea con gli accordi sottoscritti. Massimo Zennaro, TGR. Ancora lui, scusa. No, mi ha anticipato, volevo chiedere delle aperture anticipate, sembra che sia possibile anche a livello governativo, sembra abbiano lasciato qualche possibilità alle aperture al 27 di questo mese per determinati settori tra cui moda e cantieri. Questo va nella linea di quanto richiesto da lei, mi sembra di capire. Sì, diciamo, gira questa notizia, però è bene attendere che si consolidi. Io non l'ho fatto accenno. Ma è un altro provvedimento del governo, secondo lei, domani? Oggi? Ma secondo me se ci sarà la possibilità di fare una preapertura, una vernice della fase 2, definiamola così, un'anteprima della fase 2, si dovrà consolidare con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi un nuovo DPCM che autorizzi a ulteriori nuovi codici Ateco, perché poi alla fine è tutta una partita di codici. Grazie. Presidente, posso? Buongiorno, Schincaglia Mignoli, se mi permette una battuta. Mi lascia un po' perplesso la parola semplificazione in Italia, abbiamo già visto un po' già con gli aiuti economici la laboriosità per accedervi e tutto. Siete fiduciosi, insomma, che riscontro avete avuto? Ma guarda, noi abbiamo una soluzione molto semplice, i colleghi delle regioni, colleghi governatori la condividono con me, che se abbiamo le linee guida, no? Cioè, applicate l'accordo parti sociali e datori di lavoro fatto col governo, piuttosto che altre linee guida macro, poi calarle sul territorio in maniera esecutiva e sarà affar nostro. L'assessore Lazzarini ha già incontrato le parti sociali e il tavolo con i datori di lavoro, domani entro mezzogiorno restituiscono eventuali osservazioni al nostro piano, ma sono assolutamente, è un piano assolutamente sostenibile e che sicuramente mette in salvaguardia i lavoratori. Noi insomma abbiamo una visione molto semplice, vi ho fatto adesso, per carità, è diventato un tormentone quello del box in spiaggia e evito di fare altre battute, però quello vuol dire semplificare. È inutile che mettiamo il box dove non tira un filo d'aria e dove comunque è antiestetico, dove troveremo delle modalità, ma con gli operatori stiamo costruendo il progetto con gli operatori che ci dicono: guarda, noi riusciamo a togliere una fila di ombrelloni sì, una no, o a aumentare le distanze. Poi, ma in spiaggia con la mascherina, se vai in mezzo alla gente te la metterai sta mascherina, no? Se invece stai lì tranquillo, distanziato a prendere il sole, te la togli e prendi il sole. E in acqua come faccio? In acqua vai col tubo respiratore, con la mascherina e con le pinne, cosa volete che vi dica? Bisogna anche avere un po' di senso pratico poi sulle cose. Peraltro,
c'è il tema, molti mi hanno scritto dei parrucchieri, quindi però allora, c'è chi sa solo fare i tutorial per dire che la mascherina non va bene perché non riesci a fare e tagliare bene i capelli in zona orecchie e altre robe del genere. E poi c'è chi invece mi manda un tutorial, Veneti, Semo, e hanno già brevettato una mascherina adesiva. E quindi l'appoggi, si attacca alla pelle e te la togli appena hai finito l'attività da parrucchiere o da barbiere, e ti rimetti la tua. E questo vuol dire avere senso pratico, non è che stiamo qui a parlare cioè qua c'è un mondo di esperti, vedo video, tutti che sa tutto, però dovremmo fare una lista, faremo un albo di quello tutti che sa tutto. Se uno si iscrive, io sono uno che sono della categoria tutto che sa tutto, ecco, bene, ti iscrivi quando abbiamo un problema, non alla fine, all'inizio ti chiamiamo, ma all'inizio, non alla fine. Tutti bravi a fare i tutorial adesso sul coronavirus. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità, a dopo. Di nuovo in onda, ritorniamo a Venezia, ritorniamo da Filippo Fois che con Paola Barbato sta proseguendo il suo tour veneziano e ci sta raccontando questa ennesima domenica anomala per la città più bella del mondo. Filippo, dove ti trovi adesso con Paola? Guarda, in questo momento siamo al mercato di Rialto, perché forse se c'è uno scenario che può rendere l'idea di cosa significhi una città svuotata, forse è proprio il mercato, vale a dire un luogo che generalmente è piuttosto popolato per ovvi motivi, di tante persone, ed è uno dei cuori pulsanti della città. Come vedete qui in questo momento è tutto chiuso, naturalmente il mercato di Rialto ha riaperto con le nuove modalità che vengono osservate in tutto il Veneto, però al momento è tutto chiuso e vedete che anche in questa zona di Venezia non c'è nessuno, è una zona che costeggia anche questa il Canal Grande, vedete tra l'altro uno dei simboli di Venezia, le gondole, c'è una lunghissima fila di gondole che rimangono attraccate, in effetti di gondole che passano oramai non se ne vedono più, non ci sono turisti, qui vicino c'è anche il traghetto di Santa Sofia che al momento non è attivo. Filippo, è caduta la linea, cerchiamo di ripristinare il collegamento, vediamo se per caso, altrimenti in attesa di Filippo Fois io vi farei sentire, se la regia me lo permette, Giovanni Giusto che è consigliere di Venezia, consigliere comunale a Venezia, e che parla del rinvio di alcune manifestazioni importantissime per la città, quali le regate. Ma sentiamo Giusto, intervistato per noi dal collega Lorenzo Maier. Era prevedibile, però si vive anche di speranza. Purtroppo la speranza non è stata pagata. Mi riferisco alla stagione Remiera 2020, la stagione Remiera organizzata dall'amministrazione del Comune di Venezia, va bene, quindi il calendario degli appuntamenti sull'acqua. A malincuore, naturalmente a causa del coronavirus, ma soprattutto dei decreti che sono stati emanati e che devono essere ottemperati, fatti rispettare e rispettati, abbiamo provveduto alla sospensione dei primi 3 appuntamenti. 10 maggio, la regata di apertura della stagione, cioè la regata di Mestre. 24 maggio, ahimè, la festa de Assenza, lo sposalizio di Venezia con il mare e le regate che contribuiscono all'evento. Per il momento l'ultimo appuntamento sospeso ed è quello del 2 giugno con la regata di Sant'Erasmo. A malincuore, ma veramente a malincuore, però d'altronde comprendiamo tutti la situazione ed era
un dovere comunque sicuramente, se non un obbligo, dover procedere in tal senso. Navighiamo a vista, quindi ci limitiamo al 2 giugno nella speranza che magari già adesso al 4 maggio le indicazioni che seguiranno dal governo, dallo Stato, va bene, o dai decreti che verranno emanati, diano quella che è un allentamento alla morsa che giustamente oggi viene mantenuta. Questo quindi era giusto, il consigliere a Venezia, che ci ha confermato come determinate manifestazioni importantissime per la comunità di Venezia siano state di fatto rinviate. Vedo Filippo Fois in collegamento, ma non so se mi sente. Filippo, mi senti adesso? Io ti sento, sì, sì. Ecco. Noi abbiamo sempre sentito. Ah, Noi perfetto. sempre sentito. Ad un certo punto è crollato tutto. Ecco, dove ti trovi adesso? Hai cambiato prospettiva, mi pare. Abbiamo cambiato prospettiva, ma siamo sempre, anzi forse se Paola riesce a farvi vedere, siamo proprio di fronte al mercato del pesce di Rialto. Insomma, questo è uno di quei palazzi, insomma, immediatamente riconoscibili per chiunque conosca Venezia. E tra l'altro la prima cosa devo dire che mi è venuta in mente, non so per quale motivo, mentre passavo di qua, è stato quando, quasi un anno fa, eravamo a giugno, qui c'è stata la grande festa per lo scudetto dell'Umana Reyer, quindi lo scudetto della pallacanestro. La squadra era arrivata con un'imbarcazione, aveva portato la coppa che aveva appena vinto nella finale contro la Dinamo Sassari, ed era uno scenario ovviamente molto molto diverso. Poi c'era stato anche un corteo acqueo che aveva percorso il Canal Grande fino al bacino di San Marco. Qui per esempio vedete che continuano a passare i vaporetti, seppure a corse ridotte, però non so se Paola riesce a farlo vedere, praticamente i vaporetti sono vuoti, cioè dentro ci sono passeggeri che si contano sulle dita di una mano. Io da quello che vedo qua forse ci sono 3 persone all'interno del vaporetto, per cui è quello che dicevamo prima, insomma, la città ha veramente risposto e sta facendo uno sforzo molto grosso per seguire le prescrizioni che sono state date dalla Regione e dal Governo. Filippo, tra l'altro Filippo, poco fa, prima di collegarmi, quando il collegamento è caduto, abbiamo sentito Giusto, il consigliere Giusto, che ha parlato della sospensione delle principali regate e manifestazioni previste per la primavera. Sì, purtroppo questa è un'altra cosa che è inevitabile in questo scenario, ma a Venezia si sta pensando anche a manifestazioni che arriverebbero un po' più in là nel tempo, per esempio l'apertura della Biennale di Architettura o ancora a settembre la Mostra Internazionale del Cinema. Sono tutti eventi che bisognerà vedere come organizzare, come riorganizzare alla luce di quello che sta avvenendo. Probabilmente a settembre, per esempio, per la Mostra del Cinema saremo in uno scenario un po' migliore rispetto a quello attuale, però in ogni caso non potrà essere un festival esattamente come gli altri. Prima che si torni alla normalità qui, probabilmente abbiamo sentito anche che da parte della Regione si pensa a un possibile ritorno del coronavirus in autunno, per cui insomma la guardia dovrà essere mantenuta alta anche nei prossimi mesi e presumibilmente per tutto il 2020. E Filippo, vorrei soffermarmi con te su un aspetto particolare. Tu questa mattina eri alla conferenza stampa di Zaia a Marghera. Avete parlato diffusamente delle mascherine, dell'utilizzo delle mascherine. Tu hai posto una domanda di cronaca al governatore partendo dall'aggressione che c'è stata ad Albignasego, quell'uomo che sarebbe stato aggredito da padre e figlio perché stava correndo nel parco con il cagnolino ma non aveva la mascherina, quindi tanto è bastato per provocare questa reazione da parte di papà e figlio. Zaia ti ha risposto dicendo: condanno l'atto, è deplorevole, ma è deplorevole anche correre e uscire di casa senza una mascherina, è così? Sì.
Sì, esattamente. Naturalmente questo, come qualsiasi manifestazione di violenza, è da condannare senza se e senza ma. Poi però, al di là di questo caso specifico, è bene ricordare che veramente la mascherina è un metodo valido di difesa, assieme a tutte le altre prescrizioni. Ricordiamo che comunque non frequentare luoghi affollati, mantenere una certa distanza dalle persone, rimangono tutti, lavarsi spesso le mani, rimangono tutti dei consigli estremamente validi, assieme naturalmente a quello della mascherina. Noi vedete che siamo con la mascherina, abbiamo anche i guanti, naturalmente in questo momento non la uso perché, come potete osservare, sono l'unico essere umano, perlomeno per strada, nell'arco probabilmente di non so quanto, però sì, da questo punto di vista, e io credo, almeno per quello che vedo qui a Venezia o a Mestre, che la mascherina sia veramente entrata nell'uso quotidiano delle persone. Anche i pochi passanti che abbiamo incrociato durante questo breve giro, questo pomeriggio, indossavano tutti la mascherina, non abbiamo visto davvero nessuno che non la portasse. Quindi anche questo l'ennesimo segnale di civiltà da parte dei residenti, da parte dei veneziani. E Filippo, ti ringrazio, grazie a te e a Paola Barbato per questo viaggio che ci avete permesso di fare nella città più bella del mondo. Grazie a voi, vi salutiamo da Venezia, dove il sole sta tramontando dietro i palazzi del Canal Grande. Grazie Filippo, grazie a te e a Paola. Adesso ritorniamo in studio, manderei un breve break pubblicitario e poi ci ritroviamo di nuovo qua e ritorniamo sulle Dolomiti bellunesi. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, continuiamo a parlare di ripartenza, focalizzandoci soprattutto sul comparto del turismo. Abbiamo sentito la DMO Dolomiti, l'assessore regionale Caner, abbiamo viaggiato con Filippo Fois e Paola Barbato a Venezia e vi abbiamo raccontato questa ennesima domenica di desolazione. Oggi in queste ore è arrivata una proposta al governo. A formularla il sindaco di Calalzo di Cadore e deputato di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che dice: detassiamo il settore turistico per evitare la moria delle attività. Buonasera De Carlo, ci vuole spiegare questa sua iniziativa, questa sua proposta al governo? Beh, la mia proposta è molto semplice. Se c'è qualcuno che oggi non ha lavorato, sono sicuramente tutti gli operatori del comparto turistico. Questo è evidente, i bar, gli alberghi, i ristoranti, tranne quelli che si sono organizzati ma in maniera residuale per le consegne del cibo a casa. Insomma, un comparto che in Veneto pesa tantissimo e che si troverà, ed è già in forte difficoltà. Io ne avevo parlato già con le associazioni di categoria i primi giorni ancora del coronavirus, e loro mi paventavano una possibile disoccupazione che sfiorava circa i 100.000 operatori. Oggi il numero è anche drammaticamente salito rispetto ai primi giorni, quindi c'è un'oggettiva difficoltà. Penso anche al settore della notte, che è stato così iriso da qualche virologo anche nei giorni scorsi, e che in Veneto è importante. Si pensino a tutti i locali che ci sono a Jesolo, piuttosto che a Cortina, piuttosto che in altre località turistiche, che hanno un peso fondamentale, che danno lavoro a tanti e costituiscono un reddito integrativo anche per tanti studenti che magari utilizzano proprio il lavoro in quella parte, in quel settore specifico. Ecco, io credo che non esista oggi un'altra soluzione, un'altra medicina che non sia lo sgravio fiscale, perché a questi ragazzi noi non potremo mai andare a chiedere le tasse del 2020, perché questi non hanno incassato un euro, quindi è impossibile che ci possano versare, ma neanche gli affitti. Quindi è lì che si dovrà lavorare, sulla leva soprattutto fiscale, per evitare quello che ho già detto l'altra volta che ero stato ospite della vostra trasmissione, e che magari non si debbano svendere quei gioielli del turismo che ancora oggi in Italia sono nelle mani delle famiglie o di piccoli imprenditori, e che arrivano le grandi catene e poi ce li assorbono. De Carlo, sì. Scusi, le chiedo, ma questa detassazione, finora si è parlato di sospensione di linee di credito,
tutti i decreti vanno in questa direzione. Questa detassazione significa di fatto non pagare le tasse, non sospenderle, ma proprio eliminarle sostanzialmente per un periodo di tempo. Ma viva Dio, come fanno a pagare le tasse quegli imprenditori che non hanno fatto un euro di incasso? Non è possibile. Oggi noi sappiamo benissimo che ogni imprenditore ha un socio che è lo Stato dal 55 al 60%. Quell'imprenditore chiede sempre il pagamento delle sue fatture, dei suoi oneri, le tasse, immediatamente, mentre l'altro socio, quello privato, magari riceve il pagamento delle fatture a distanza anche di mesi, se non di anni. Oggi non è più possibile. Se non c'è un introito non è possibile pagare le tasse. E quest'anno devono essere abbonate sicuramente tutte le tasse e dal prossimo anno devono essere scaglionate in maniera tale che si riesca comunque a continuare a svolgere la propria attività. Perché oggi guardate che c'è una moria di piccole e medie imprese che si sono in questi anni tenute abbarbicate al proprio lavoro. A Belluno, cito la provincia che conosco meglio, erano già 150 le imprese chiuse dall'inizio dell'anno, prima ancora che iniziasse il coronavirus. Noi abbiamo il dovere di intervenire su questo. Oggi il governo dice di essere intervenuto sui dipendenti con la cassa integrazione. È vero che ancora qualcuno non l'ha ricevuta e molti imprenditori hanno già anticipato quella cassa integrazione. Dopodiché agli imprenditori e alle partite IVA spettano questi famosi 600 euro, che sono anche non solo ridicoli, sono anche imbarazzanti e sembrano veramente un'elemosina se pensiamo che un percettore di reddito di cittadinanza per non fare nulla arriva a percepire fino a 780 euro. Ecco, noi stiamo chiedendo alla gente che oggi ha mantenuto e che per anni ha tenuto in piedi il tessuto economico e sociale di questa nazione di pagare tasse a fronte di nessun introito. È pazzesco, è folle e non ha nessuna giustificazione logica. Noi paghiamo gente per non lavorare e chiediamo tasse a quelli che invece facciamo in modo che non lavorino, perché con il lockdown, con la chiusura, abbiamo fatto in modo che tutte queste attività, giusto o sbagliato, ce lo dirà la storia, non potessero lavorare. E quindi è evidente che pagano la crisi, ma la pagano quasi solo loro, perché se è vero che gli statali percepiscono uno stipendio e hanno il telelavoro, ai dipendenti quasi tutti ricevono la cassa integrazione, a questi poveri imprenditori e partite IVA 600 euro e nemmeno la possibilità di attingere ad un decreto liquidità, perché le banche ancora oggi non hanno le linee guida su come erogare questi crediti, e quando li avranno sicuramente tenteranno di convertire tutti gli impegni che le banche hanno già, che l'imprenditore ha nei confronti delle banche, cercando di trasformare nel nuovo sistema il vecchio. Perché? Perché il nuovo è garantito al 100% dallo Stato. Ecco che siamo in una situazione veramente imbarazzante. E lei, De Carlo, è deputato, coordinatore poi regionale di Fratelli d'Italia, ma soprattutto sindaco di Calalzo di Cadore, che è un comune comunque turistico. Lei come sindaco che misure ha adottato per gli operatori economici del suo comune? Guardi, noi abbiamo fatto da subito una delibera di giunta, una variazione di bilancio che prevedeva che tutti i capitoli che avevamo, dove avevamo ancora dei residui sui capitoli, fossero destinati ad un capitolo sociale proprio per gli interventi nei confronti di chi adesso è in sofferenza. Tutto l'avanzo di bilancio consentito dallo Stato, io sono uno di quelli che ha fatto appello allo Stato perché le amministrazioni possano dedicare tutto l'avanzo, eccetto quello vincolato, possono dedicarlo a interventi di questo tipo. Poi noi continueremo ad intervenire, come abbiamo fatto gli anni scorsi, per sostenere il comparto con la detassazione della tassa rifiuti per i piccoli negozi del centro, che non costituisce la panacea dei loro mali, ovviamente, perché oggi gli strumenti che necessitano sono strumenti pesanti che un comune povero non può certo mettere in campo. Però il segnale è molto chiaro: se noi abbiamo delle risorse le destineremo a sostenere quelli che oggi sono abbandonati dal governo, e lo faremo anche attraverso il prestito d'onore, perché noi siamo convinti che chi fino ad oggi ha mantenuto la nostra nazione con il pagamento delle tasse e è in difficoltà debba trovare uno Stato finalmente amico. Se non gli è lo Stato amico, almeno lo siano i comuni. Quindi noi elargiremo loro, nei limiti della nostra finanza, nei limiti del nostro bilancio, dei prestiti d'onore per tamponare questa situazione di disagio. Chiaramente unica condizione sarà quella che abbiano manifestato, che abbiano fatto un piano di rientro
nei confronti dei loro fornitori, perché noi certo non andremo a fare operazioni che non prevedano che si paghino prima i fornitori. Sindaco, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Prima di passare al Polesine e di raccontarvi anche cosa succede nel Delta, vi propongo un servizio. Andiamo a Vicenza perché è una storia davvero molto bella e significativa, quella di nonna Ida Andretto, 106 anni festeggiati ai tempi del coronavirus e dopo aver vissuto anche la spagnola. Ed eccola qui, Ida Andretto, che compie 106 anni. Di Campiglia dei Berici, casalinga, madre di 3 figli e nonna di 5 nipoti e 4 pronipoti. Una lunga vita tessuta con determinazione tra le grandi tribolazioni delle guerre, ma anche della pandemia della spagnola. Perfettamente cosciente, ha chiesto all'educatrice: ma questa sera è spagnola? E l'educatrice ha detto: no, questa non è la spagnola, però è una brutta bestia lo stesso. Io ho provato anche a chiederle qualcosa rispetto a questo, lei ovviamente non si ricorda perché all'epoca lei aveva 4 anni, in quel periodo sono rimasti tanto in casa. Circondata dall'affetto degli ospiti ed operatori della casa di riposo San Giuseppe, si gode i meritati auguri dei sindaci e dei familiari. Quest'anno rigorosamente in videochiamata. Ciao Ida. Ciao nonna. Gli auguri proprio più cari, più graditi, a nome anche di tutta la parrocchia. Anche se non possiamo essere lì con te a festeggiare questo importante giorno, noi vogliamo dirti buon compleanno! Questi quindi gli auguri a nonna Ida dal Vicentino, una storia che ci fa riflettere su quanto le pandemie possano veramente essere una sciagura per le popolazioni. Continuiamo, ritorniamo a parlare di turismo. Siamo stati in ogni angolo del Veneto questa settimana, poi vi abbiamo raccontato anche diverse storie dal distretto termale, da Abano, Montegrotto, dal lago di Garda. Siamo stati sulle Dolomiti, a Venezia, a Jesolo, Bibione. Adesso arriviamo sul Delta, a Rosolina, quindi la località turistica principale della provincia di Rovigo, del Polesine. Siamo in collegamento via Skype con Michele Grossato, che è presidente della Proloco di Rosolina. Buonasera Grossato. Buonasera a tutti. Ecco, Grossato, siamo stati in tanti angoli del Veneto, soprattutto dalle spiagge sta arrivando un segnale di fiducia nei confronti della stagione rispetto a qualche giorno fa. Le prospettive fino a pochissimi giorni fa erano nere. Com'è la situazione a Rosolina e sul Delta polesano? Beh, sicuramente anche qui stiamo aspettando un po' la fase 2, che è una sorpresa un po' per tutti. L'ordinanza fatta dal sindaco subito dopo Pasqua ha permesso ai nostri operatori di preparare le spiagge, perché ovviamente dopo l'inverno il vento ha fatto la sua, perciò si stanno spianando, le stanno già preparando. C'è ottimismo sicuramente, poi ci sarà da capire come verrà fatta la gestione degli afflussi all'interno degli stabilimenti balneari. Nello specifico noi abbiamo la fortuna di avere degli arenili molto ampi, l'abbiamo detto anche prima, proprio tutto il nord Adriatico si caratterizza per questi spazi ampi. Rosolina Mare ne è una prova, perciò bisognerà attuare un sistema di collocazione di ombrelloni magari un po' più ampi, garantire una maggiore distanza dai lettini e poi bisognerà capire come gestire eventualmente l'afflusso ai chioschi, ai bar e tutti i servizi che lo stabilimento balneare stesso offre. C'è Rosolina, c'è anche l'Albarella.
Sì, anche l'isola di Albarella, che fa sempre parte del comune di Rosolina, anche loro, che è un grande villaggio turistico, e comunque anche loro hanno 2 spiagge attrezzate e parecchia spiaggia libera molto ampia, possono tranquillamente garantire le dovute distanze per una maggiore sicurezza dei turisti che sceglieranno, se sceglieranno di venire ancora nel Delta del Po, di venire nelle nostre spiagge. Ecco Grossato, questo sul fronte turistico, prettamente turistico, quindi stabilimenti balneari, alberghi, ne abbiamo parlato diffusamente questo pomeriggio. C'è poi tutto il tema degli eventi. Lei è presidente della Proloco, la Proloco e le Proloco in Veneto, che sono un patrimonio immenso, si occupano di eventi. E chiaramente gli eventi sono a rischio in questa estate 2020, come la mettiamo? Gli eventi sono a rischio, abbiamo iniziato inizialmente appena successa l'emergenza sanitaria a far traslare di settimana in settimana, di mese in mese. Adesso siamo arrivati ad annullare la maggior parte degli eventi previsti nei mesi di maggio, giugno e luglio, con qualche punto di domanda. Diciamo che siamo ancora abbastanza speranzosi, però mi sa che quest'anno sarà molto dura e critica. Io sto pensando a tutte le sagre e a tutti gli stand gastronomici che il Veneto, soprattutto le Proloco del Veneto, si caratterizzano per la bravura e la capacità di promuovere i prodotti enogastronomici della nostra regione. È un comparto che completamente verrà bloccato e bisognerà aspettare per me il prossimo anno per partire in maniera adeguata una volta che si sarà risolto questa emergenza sanitaria. Poi Grossato, diciamo che quando parliamo di eventi parliamo di orchestre, parliamo dei service, parliamo di migliaia di lavoratori che lavorano proprio nello spettacolo e aspettano la stagione estiva per lavorare. Sì, è un comparto silenzioso, perché alla fine in queste settimane abbiamo sentito anche azioni importanti di sostegno per i vari settori economici. L'industria dello spettacolo, io penso ad esempio al comparto pirotecnico, che la provincia di Rovigo è famosa a livello mondiale. Noi dovevamo aprire la stagione proprio ieri con la Notte di Fuoco, che è un evento ormai che si caratterizza proprio, che promuove l'industria pirotecnica, è completamente bloccata. Pensiamo a tutte le persone che fanno audio, luci, service, tutto ciò che ruota attorno a un concerto, a una compagnia teatrale, a un evento, una sfilata di moda. È un comparto che sicuramente ne risente tantissimo, come tutti del resto, e soprattutto il periodo estivo, che nei 3-4 mesi probabilmente facevano l'80% del fatturato. Molte persone in questo momento hanno bisogno di essere aiutate. Perché, le chiedo in ultima battuta, un turista dovrebbe venire sul delta del Po a Rosolina e nei dintorni di Rosolina quest'estate? Che requisiti di sicurezza potete adottare? Beh, il delta del Po con tutti i comuni sono 800 km quadrati. Noi ci caratterizziamo per superfici ampie, ci caratterizziamo per un turismo lento, un turismo non di massa, perciò abbiamo la fortuna che una bella scampagnata in bicicletta, un giro della Sacca di Scardovari, una visita al giardino botanico di Porto Caleri, anche in periodo normale, non di emergenza sanitaria, non ti faceva mai incontrare tanta gente. Proprio per la caratteristica del Delta del Po, che è una vacanza all'insegna della natura, probabilmente da questo punto di vista siamo un po' più fortunati rispetto ai lidi un po' più blasonati, che hanno una ricettività prettamente di alberghi. Invece noi abbiamo villaggi turistici, abbiamo il turismo plein air e abbiamo l'affitto dell'appartamento, perciò con delle dovute attenzioni, con delle sanificazioni settimanali fatte durante il cambio, che magari chi affitta settimanalmente l'appartamento a Rosolina Mare. Perciò potrei dire che siamo anche in grado di garantire
un accorgimento particolare, sicuramente non per gli esteri che quest'anno saranno latitanti in tutto il Veneto, ma in tutta l'Italia, ma per il turismo limitrofo veneto che potrebbe raggiungere la nostra località. Forse siamo ancora in grado e siamo ancora all'altezza, infatti anche con la cabina regia del tavolo turismo ci stiamo organizzando in tal misura per salvare quel che resta della stagione. La nostra stagione prettamente è di sole e ombrelloni, però il Delta del Po, il turismo che ama l'aria aperta, la ama tutto l'anno, e perciò magari prolungando un po' le aperture, i servizi, tranquillamente possiamo offrire questa vacanza ai nostri veneti. Auspichiamo che almeno i nostri veneti apprezzino le nostre località. Tra l'altro lei citava il settore pirotecnico, il Polesine è famoso anche per il distretto della giostra. Quindi il problema, diciamo, coinvolge il Polesine, il turismo polesano, ma anche il manifatturiero polesano che si rivolge prepotentemente al turismo. Sicuramente, proprio per quanto riguarda il settore della giostra, che non è la giostra e il Luna Park che vediamo nelle nostre sagre, nelle nostre feste, noi nella zona di Bergantino dell'Alto Polesine abbiamo il più grande comparto di costruttori di Luna Park e di attrezzature per l'intrattenimento. Sono in sofferenza perché loro sono bloccati, non riescono ad aprire le officine e per seconda cosa non riescono ad esportare, perché la maggior parte dei numeri lo fanno esportando le varie attrazioni, le varie giostre a livello mondiale, e perciò è un altro comparto che sta chiedendo aiuto. C'è un grosso interessamento anche da Confindustria, da CNA. Speriamo che anche i nostri costruttori di giostre, che sono un vanto polesano a livello mondiale, riescano anche loro a uscire da questo impiccio. Ecco, molto operativamente, la stagione degli eventi potrebbe saltare a questo punto. Ci sono delle forme alternative di intrattenimento che si possono pensare in questo momento, per quest'estate? Voi state studiando un piano B? Ma un piano B lo stiamo studiando, ho visto anche un'emittente radiofonica nazionale che proponeva il ritorno ai drive-in, ad esempio, il cinema che uno può andare con l'automobile e vedersi un film. Noi nell'area del Piazzale Europa, dove l'area vocata, diciamo, per le manifestazioni, perché tra l'altro Rosolina Mare si caratterizza per un ricco calendario di eventi durante il periodo estivo, potremmo veramente dirottare su questa proposta un ritorno un po' agli anni 50. La musica, le sfilate, il carnevale estivo, tutto ciò che ne concerne, purtroppo lo stiamo un po' tenendo bloccato. Adesso anche a livello di Proloco, di UMPLI regionale, stiamo aspettando un coordinamento generale per capire come orientarsi, come muoversi, ma ho molta paura che quest'anno purtroppo quello che si potrà fare sarà molto poco. Diciamo che ecco, un drive-in, un ritorno agli anni 50-60 sembra profilarsi, quindi ci sta dando un'anticipazione, fondamentalmente questo. Poi un bel spettacolo pirotecnico, ad esempio, visto che siamo nel comparto di fuochi d'artificio, sparato in una spiaggia, mantenendo le buone distanze, si può sempre fare, rispettando ovviamente l'ambiente. Quindi a ingresso contingentato questo sostanzialmente? A ingresso contingentato. Non so se riusciremo a vedere ancora le orchestre, che anche questo è un patrimonio veneto, ne abbiamo veramente di brave, che raggruppano nella piazza e fanno ballare le persone tutte, perché ormai non è più una prerogativa delle persone di mezza età, e lì la vedo un po' più difficile. Anche le sagre paesane, che nella provincia di Rovigo nel periodo da giugno a settembre raggruppano della migliaia di persone con la tombola, la lotteria in piazza, le tradizioni insomma che il Veneto le sta coccolando, le sta portando avanti anche di generazione in generazione, quest'anno credo che verranno momentaneamente sospese. Non si va col liscio quindi quest'anno, però per l'appunto la speranza è che per la prossima estate si ritorni alle care vecchie abitudini, quindi faremo di necessità virtù per quest'estate 2020. Grazie Michele Grossato, Presidente della Proloco di Rosolina. Buonasera, grazie.
Io ringrazio voi, complimenti anche ad Antenna 3 per la precisa e puntuale informazione che state facendo per tutti i veneti. Grazie, grazie mille. Era Michele Grossato, presidente della Proloco di Rosolina. Abbiamo fatto il nostro viaggio, il nostro tour virtuale in Veneto, Dolomiti, Polesine, Delta, Venezia. Questa settimana abbiamo raccontato il distretto termale, il lago di Garda. Questa è la situazione. Rispetto a 10 giorni fa, una settimana fa, si sta rasserenando un po' il clima, c'è qualche speranza in più. Finisce qui per il momento la nostra diretta straordinaria, adesso c'è il TG di Treviso con Nicola Zanetti. Noi ci vediamo alle 20, subito dopo il TG, con l'ultima parte della diretta straordinaria. Buon proseguimento.